Osanna al figlio di David, Osanna al Redentore. Sia luce nella notte, conforto nel cammino, il pane e la parola, e pace ad ogni cuor. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentore. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Insieme. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mi fanno beffe di me quelli che mi vedono. Storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome, che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Insieme. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Per la lettura del Passio potete stare seduti. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Al mattino i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il Sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: Tu sei il re dei Giudei? Ed egli rispose: Tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: Volete che io vi rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Ed essi di nuovo gridarono: Crocifiggilo. Pilato diceva loro: Che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: Crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: Salve, re dei Giudei. E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatte beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori
per crocifiggerlo. Costrinsero a portare alla croce di lui un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: Ehi tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: Ha salvato altri e non può salvare se stesso? Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Ecco, chiama Elia. E uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in 2, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: Davvero quest'uomo era figlio di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Facciamo una breve riflessione, fratelli, in questa circostanza della Domenica delle Palme. Abbiamo ascoltato questo brano del Vangelo in maniera sintetica, però sappiamo che ci sono 4 evangelisti che ne descrivono, in base alla loro ispirazione, in base alla loro testimonianza, in quello che avevano visto, udito della vita di Gesù nel momento culminante della sua vita di passione e di morte. Nella passione di nostro Signore Gesù Cristo troviamo in fondo tutta quella forza, quella energia, quella potenza che si fa strada per vedere se possiamo muovere anche questo nostro cuore che sta diventando sempre più indifferente, possiamo dirlo, perché di anno in anno questa Pasqua debba in qualche maniera muovere anche la nostra interiorità, la nostra spiritualità. In un mondo come quello che stiamo vivendo abbiamo bisogno di andare all'essenziale, a capire il mistero della sofferenza, il mistero della morte, il mistero dell'ingiustizia che c'è in questo mondo, delle guerre, ma soprattutto anche le malattie che ci capitano. C'è da dare un senso profondo. E nella settimana santa che abbiamo iniziato, che è alle porte, sia questo un mezzo per aiutarci a comprendere come anche il dolore e la sofferenza siano funzionali a qualcosa di più grande, di più misterioso, che è la risurrezione di Gesù, ma soprattutto la risurrezione, vorrei dire, del nostro cuore. Perché proprio, vorrei dire,
Il buio più profondo genera sempre un'alba di un nuovo giorno. È una dialettica, sapete, della vita, della natura, di tutte le cose, della nostra esistenza. Allora il brano del Vangelo della Domenica delle Palme ci racconta l'ingresso che abbiamo iniziato con la celebrazione, l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, insieme ai suoi discepoli, ad una schiera crescente di pellegrini. Egli era salito dalla pianura, perché Gerusalemme era su un monte come il nostro, rialzata, ed era solito in qualche maniera salire dalla Galilea, questa pianura, alla città santa. Come dei gradini di questa salita, in qualche maniera ascendendo in qualche maniera questa salita che deve rappresentare una salita interiore. Abbiamo bisogno anche noi di alzarci, dimenticare tutto quello che lasciamo nella pianura, nelle nostre quotidianità, nei nostri problemi, per trovare qualcosa che in qualche maniera ci illumini, ci ispiri e ci faccia comprendere proprio quello che è il messaggio della Pasqua per tutti noi. Verso questo luogo, verso il Tempio, Gesù è andato verso il Tempio proprio per onorare e glorificare Dio, ma soprattutto perché doveva fissare lì la propria sede. Il Tempio rappresenta la sede di Dio, il suo nome. Quindi dall'Osanna al crocifigge. Gesù vive l'ora, in qualche maniera un'ora del buio. E potremmo anche immaginare cosa pensa Gesù vedendo questa folla osannante, entusiasta, cosa prova nel suo cuore sapendo che lo attende dopo qualche giorno, le attende la sua fine, il suo sacrificio, la sua donazione di sé. E in qualche maniera guarda anche i volti di queste persone che lo osannano, che sono gli stessi volti che fra qualche giorno con odio grideranno crocifigge. È in fondo la nostra vita, sapete. Passiamo dei momenti che preghiamo, godiamo dell'esistenza, siamo contenti, felici, a momenti di tristezza, di odio, di rancore. È da passare dalla grazia al peccato, dal peccato alla grazia. Sono questi momenti che in qualche maniera noi percepiamo di essere divisi interiormente. C'è la parte buona, siamo figli di Dio, siamo battezzati, ma c'è la parte di questo male, di questa sofferenza, della causa del peccato che ci fa allontanare da Dio. È la storia personale di ciascuno di noi. E noi vorremmo in questo momento metterci qui di fronte alla croce di Gesù per scoprire in fondo questa grande misericordia di questo amore. Ecco perché questo buio deve in qualche maniera, che è il buio delle tenebre, il buio del male, abbiamo un Gesù che è disposto a perdonarci sempre, perché non esiste buio, non esiste difficoltà in cui e non esiste peccato che Dio non possa perdonare. Ciò che in fondo è il paradosso del Vangelo è stoltezza di Dio, è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più potente degli uomini. È il stravolgimento della vita che deve essere intesa. Allora, allargare il nostro cuore, la nostra mente, la nostra conoscenza, guardare più in profondità e guardare il mondo, la nostra storia come qualcosa che deve essere riassunta in quella che è la croce di Gesù, che riconcilia il mondo, che riconcilia ogni uomo, che riconcilia la nostra esistenza. Solo così noi potremmo vivere la Pasqua, che è una Pasqua di glorificazione, è una Pasqua di misericordia, una Pasqua di perdono e una Pasqua di pace. Con i rami che noi porteremo nelle nostre abitazioni iniziamo questa settimana santa con questa fede. Mettiamoci in piedi e diciamo il credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. La